Questa trasmissione è offerta da All Technology SRL. 60 anni di Frecce Tricolori, da 60 anni, fin dalla loro fondazione, con casa in Friuli, Venezia Giulia. Un binomio indissolubile, quello tra la pattuglia acrobatica nazionale e la nostra regione, il cui vessillo, insieme al tricolore, è portato dalla PAN in ogni parte del mondo. Per festeggiare questo compleanno, a Rivolto ci saranno le massime cariche dello Stato per celebrare uno dei simboli più conosciuti e più noti dell'Italia in tutto il mondo. Gli albori del volo acrobatico sono datati al primo dopoguerra, proprio alle porte di Udine a Campoformido, con la prima scuola di volo acrobatico. Ma è solo nel secondo che si assiste a una vera e propria corsa alle evoluzioni aeree. Sono diverse le formazioni italiane che in quegli anni si alternano, ma è solo con il 1 marzo 1961 che nasce ufficialmente il 313° gruppo addestramento acrobatico, quella che presto diventerà la pattuglia acrobatica nazionale, che da 60 anni porta il tricolore sui cieli d'Italia e del mondo. Da 60 anni la Casa delle Frecce Tricolori è la base aerea di Rivolto che idealmente unisce lungo la Pontebbana i comuni di Codroipo e Basiliano. Sindaco Marchetti, la comunità di Codroipo vive da molto vicino la base aerea di Rivolto e quindi ha un grande affetto nei confronti delle Frecce Tricolori che chiamano casa di fatto questo comune. Sì, siamo un comune fortunato perché da oltre 60 anni ospitare la pattuglia acrobatica nazionale, che è un vanto non solo per tutta la nazione ma rende riconoscibile Codroipo, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia in tutto il mondo, penso sia una cosa che pochi comuni in Italia possono vantare come prestigio. Poi mi sia consentito vedere il tricolore più lungo del mondo praticamente durante le prove, che non dico che sono quotidiane ma quasi, è l'altro privilegio che noi vandiamo, oltre a un affetto per tutte le forze armate, perché ricordo che Codroipo ospita anche numerose altre realtà, una dell'Arma Azzurra, il secondo Stormo, che quest'anno compie 95 anni, i Bianchi Lancieri di Novara, il quinto reggimento storico della cavalleria italiana, e ha ospitato per un lungo tempo, dopo il periodo del terremoto, proprio per questo senso di ospitalità per le forze armate, la Brigata Alpina Iulia, quindi il CAR veniva fatto proprio qua in Viale Duodo a Codroipo. Ecco, lei ha ricordato un altro compleanno importante, cioè i 95 anni del secondo stormo, e proprio per l'occasione, per i 95 anni del secondo stormo e per i 60 delle Frecce Tricolori, il comune di Codroipo ha deciso di dar loro la cittadinanza onoraria. Sì, era un qualcosa che attendevamo da tempo. Questa città non poteva esimersi dal tributare la sua massima onorificenza a queste due importantissime istituzioni italiane. L'una, come ho ricordato prima, la pattuglia acrobatica nazionale, che oltre ai motivi premessi vanta anche il fatto di essere stata colei la quale nel momento forse più buio degli ultimi 20 anni ha saputo unire con questo grande tricolore che ha toccato tutti i capoluoghi d'Italia, partendo da Codogno, tutta l'Italia appunto nel segno del tricolore, e risollevare quello che era un po' un morale che, diciamocelo sinceramente, era un po' abbattuto, e questo è un merito che va a loro ascritto e che verrà riconosciuto proprio dalla storia dell'Italia in queste pagine scritte dalla pattuglia acrobatica nazionale. Il secondo stormo è uno stormo che vanta il fatto di avere donne e uomini che difendono quotidianamente dagli anni 90 in poi, sono ospiti anche loro a Rivolto, ma che difendono la nostra libertà, le nostre libere istituzioni democratiche a scapito anche della loro vita, al pari di tutti coloro i quali scelgono di vestire una divisa come professione, ma anche come atto di fede.
Abbiamo parlato del legame tra la base e Codroipo, c'è però anche un legame personale suo con la base di Rivolto. Sì, che l'altra, ci pensavo prima, un po' una congiuntura astrale, perché io vengo da Rivolto, sono nato a Rivolto, mio nonno lavorava come personale civile, classe 1906 in quella base, i comandanti della base ma anche i piloti degli allora G91, perché io sono del 69, venivano ospiti a casa mia praticamente almeno 2 volte alla settimana, e quindi da bambino avere quei primi adesivi con le frecce tricolori, ma soprattutto avere avuto il primo cagnolino, che era un meticcio che proveniva proprio da una figliata da quella base aerea, per me è stata una cosa, diciamo, mi ha toccato il cuore. Poi farlo da sindaco ha un sapore del tutto diverso. Sindaco, allora questa è la vigilia del grande giorno, il grande giorno dei festeggiamenti per i 60 anni delle Frecce Tricolori, che risiedono nella base aerea di Rivolto, che di fatto confina con il vostro comune. Le chiedo però per prima cosa qual è il suo ricordo personale delle Frecce Tricolori. La prima cosa che le viene in mente parlando di Frecce Tricolori qual è? Alzare gli occhi quando si è a casa, perché magari non si va a lavorare, e vedere che quotidianamente puoi godere dello spettacolo delle loro esercitazioni, che raccontato in tutta Italia questa testimonianza probabilmente suscita invidia a piene mani, no? Il poter vedere questi aerei, questo patrimonio, no? Di identità anche nazionale che abbiamo, potersi esibire. Poi è anche vero che questo patrimonio diventa un qualche cosa che lega anche l'esperienza di quando da bambini c'è la possibilità di avvicinarsi alla base, no? Quando da bambini, soprattutto noi maschietti, hanno questo mito, no? dell'aereo, dell'aviazione, no? per mille ragioni che sono evidenti a tutti gli spettatori, e allora il poter averle a portata di mano, no? E forse quella volta neanche collegare l'aspetto simbolico del valoriale, no? delle Frecce Tricolori, ma proprio avere l'aereo, avere una base. Ecco, questo probabilmente è un qualche cosa che credo la mia generazione, tutti i ragazzi con cui sono cresciuto, no? Tutte le persone con cui sono cresciuto l'hanno portato dentro. Poi c'era chi aveva genitori che lavoravano alla base, al secondo stormo, e quindi aveva anche un qualche cosa di più, no? C'erano le occasioni in cui si poteva andare, entrare, salire, no? Sui mezzi, o conoscere in frangente i piloti. Ecco, questo di fatto è un qualche cosa che ma penso valga per molte generazioni, ma certamente per chi ha la mia età, lo porta con sé e lo conserva come patrimonio personale. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante: nel resto d'Italia e nel resto del mondo si è abituati a vedere le Frecce Tricolori in situazioni particolari, in situazioni eccezionali. Qui è quotidianità, basta alzare lo sguardo, magari uscire nell'orto e si vedono le Frecce Tricolori che provano anche quotidianamente. È la quotidianità che è un aspetto che magari non sempre ci permette di avere una piena consapevolezza di che cosa rappresentano le Frecce Tricolori, che da un certo punto di vista per molti, anche chi vi lavora sotto, chi vi abita, li può a certe volte rappresentare un disagio per il rumore, per le vibrazioni. È evidente, ci sono state anche nel corso degli anni delle proteste, delle critiche sul tema, però quando poi in contesti diversi dall'abitudinario, no? Dal comune vivere quotidiano nelle comunità di Basiliano, si vedono volare sui cieli di Roma manifestazioni importanti, piuttosto che le immagini delle manifestazioni all'estero, piuttosto che la stessa Lignano, oppure quando si vede un movimento di attenzione, di affetto come quello di queste celebrazioni degli anniversari della PAN, allora ci si rende conto che le Frecce Tricolori sono un patrimonio, sono declinabili in 1000 aspetti, ma certamente sono un qualche cosa che rappresenta e dà lustre e dà valore al territorio della nostra regione. E questo è secondo me un elemento che può non colpire subito l'attenzione di chi è abituato a vederlo ogni giorno. E per quello che dicevo prima, se io mi immagino un ragazzo, una persona della mia età che proviene da un altro paese d'Italia, no? L'idea di poter avvicinarsi e toccare con mano e sapere che sono lì le Frecce Tricolori, creerebbe invidia, parecchia invidia. Allora anche l'acquisire consapevolezza di questo patrimonio, secondo me, con cerimonie come quelle di domani e domenica, sono più facili, perché creano un'attenzione importante e creano anche una vicinanza particolare. Dopo,
Quest'anno sarà chiaramente a ranghi ridotti, con modalità particolari, minore come portato rispetto agli anni precedenti, ma io ero sindaco anche al 55esimo e mi ricordo Basiliano era nevralgico per la gestione dei flussi, vi ricordate probabilmente i pulmini, si scendeva dal treno, si saliva sulla navetta, si arrivava alla base, no? Era nevralgico ed era un problema anche di gestione, no? Però vedere le persone, cappellini, magliette, con la passione, col sorriso, con la bramosia del raggiungere la base prima della manifestazione, dello show, evidentemente dà l'idea di quanto importante sia questo simbolo. Le Frecce Tricolori è un ambasciatore non solo d'Italia, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma della ruralità del Friuli Venezia Giulia, delle peculiarità del nostro territorio e anche dei piccoli comuni. Cioè, diciamo che quello devo riconoscerlo, perché i comandanti con cui ho avuto modo di interloquire negli anni, sia del secondo stormo che proprio della pattuglia, hanno sempre cercato di avere un rapporto di collaborazione e di interscambio col territorio. La prova, secondo me, più significativa, che anche in questi giorni si vede e si tocca con mano, è la grandissima partecipazione del volontariato di protezione civile. Allora noi abbiamo dei gruppi a Basiliano, a Codroipo, il distretto del Cormor, piuttosto che il distretto del Medio Friuli, che si sono messi pancia a terra da settimane ormai, partecipando alle riunioni anche tecniche, per dire noi volontari di protezione civile, noi rappresentanti del volontariato del Friuli Venezia Giulia, siamo in prima linea, siamo a disposizione, perché sappiamo che questo è un proficuo, uno scambio proficuo per tutti e abbiamo anche la soddisfazione di vederci riconosciuto il nostro impegno quando vengono coinvolti in attività interne alla base, quando vengono coinvolti in attività inerenti al mondo Frecce Tricolori. Quindi questa grandissima partecipazione di volontari, che io ringrazio quale sindaco e quale referente dei gruppi di protezione civile, è la dimostrazione di come si possa essere una grande famiglia e di cui queste frecce, questa base, il secondo stormo fanno parte, all'interno di un'organizzazione più ampia in cui ci sono cose più belle, cose meno belle, ma se si lavora assieme c'è certamente la possibilità di dare una bella immagine di sé nel resto del mondo, d'Italia e del mondo, e soprattutto far crescere anche la consapevolezza propria di quelle che sono le nostre identità, le cose belle. Quindi un grazie indubbiamente ai volontari e un grazie a coloro che hanno cercato di aprirsi all'esterno, come i comandanti che si sono succeduti, e ai piloti che quando poi li trovi ad una sagra ed era recentemente in un paesino del nostro comune, allora c'è la gente che vuole fare una foto con loro. Allora dici, va bene, c'è qualcosa che la gente riconosce come bello e poterli avere qua vicino è bello. Nei primi 60 anni di vita della pattuglia acrobatica nazionale si è creato un movimento unito di sostenitori e fan, rapiti per primi dalle evoluzioni aeree delle frecce. Sono 130 i Pony Club, dal nome in codice dei piloti, nati in tutto il mondo, e il primo friulano, il numero 15 della storia, è nato a Codroipo e siamo andati a scoprirlo. Sono Pio Collovati, sono attualmente presidente onorario del Club Frecce Tricolori, perché il nostro club è nato nel 91, 3 anni dopo la tragedia di Reims, per dimostrare solidarietà e vicinanza dei tifosi. Io mi chiamo tifoso delle Frecce Tricolori e quindi quest'anno noi facciamo 30 anni di attività. Da una decina d'anni ho lasciato il timone largo ai giovani e loro mi hanno coinvolto nuovamente facendomi presidente onorario. Per me è sempre un piacere, perché per me respirare aria di Frecce Tricolori è vita, è un sogno. Per me è successo, il colpo di fulmine è successo nel 1973, perché io sono di origine friulana, però le scuole le ho fatte a Milano, ho iniziato le mie esperienze lavorative a Milano, poi per vari motivi, tra cui anche nostalgia del Friuli, ho avuto l'opportunità di fare il lavoro che mi appassionava anche in Friuli, e a Codroipo c'è stata una banca che mi ha contattato e per me è stato un sì. Arrivare a Codroipo e veder volare in cielo le Frecce Tricolori, allora erano
i G91, però sono rimasto lì incantato, è stato uno dei motivi per cui ho accettato subito di venire qua. Lì è nata la mia passione per il volo acrobatico, oltre che per le frecce. A casa, per computer, mi diverto ancora con un simulatore di volo, cerco di fare anche cose strane. E in quel momento è stato un colpo di fulmine, quindi quando fra amici è nata l'idea di creare anche in Friuli un club Frecce Tricolori, mi ci sono buttato. Ero dall'inizio, dalla fondazione del club, vicepresidente, poi dopo 6-7 anni sono diventato presidente, c'è stato un cambio. Come nasce un club Frecce Tricolori? Perché è una struttura gerarchicamente nazionale, dico, abbastanza definita. Ci sono dei numeri, quindi non è che si può scegliere il numero che si vuole. Quindi che passaggi ci sono da fare per creare un club di Frecce Tricolori? Allora, le Frecce Tricolori hanno un ufficio, pubbliche relazioni, che fra i loro compiti sono anche quelli di tenere i contatti. Noi siamo il primo club nato in Friuli, ma il primo club è nato 2 anni prima in Veneto, a Pieve di Soligo. E da chiacchierate tra amici, guardando gli aerei, abbiamo detto ma perché non facciamo anche noi una cosa del genere? E quindi abbiamo chiesto un incontro lì alla base di Rivolto e sono stati veramente gentilissimi. Ci hanno dato anche tutte le indicazioni necessarie e l'abbiamo fatto, insomma, ci hanno dato anche una traccia di statuto, atto costitutivo e da lì ci siamo mossi. Eravamo in 28 tra i fondatori poi, perché quando si è sparsa la voce anch'io. E adesso quanti siete? Quasi 300. E che rapporto avete con la base, quindi con i piloti? Vi li incontrate, li sentite? Diciamo che noi abbiamo un approccio bellissimo con loro, ci sono contatti molto frequenti, abbiamo supporto da loro per quello che facciamo e noi siamo anche di supporto a loro per certe attività che riguardano anche tutti i club. Per esempio lei ha visto la nostra brochure, il nostro poster. Ecco, il compito di gestire le spedizioni a tutti i club, così ce lo siamo accollato noi e siamo di supporto a loro. All'inizio andavamo dentro a preparare i pacchi e tutto, adesso proprio ce li danno e facciamo tutto noi e per noi è veramente una gioia, una festa. Per me personalmente, ogni volta che entro in base, è respirare aria pura. Il primissimo ricordo delle Frecce Tricolori per lei, appunto lei ha raccontato quando si è trasferito qui e le sentiva, la prima volta che ha visto una Freccia Tricolore ha pensato di questo posso innamorarmi, quando è stato? È stato a settembre del 73. Proprio il primo giorno che ero qua, li ho sentiti e a un certo punto qualcuno mi ha detto chiudi la bocca, però ero incantato. E questo incanto prosegue tutt'oggi? Assolutamente sì, anzi perché poi dopo la costituzione del club, le varie visite che abbiamo fatto dentro, ma anche gli incontri che ci sono periodici con i presidenti di tutti i club, eccetera. Abbiamo avuto, io personalmente, ma anche noi che operiamo in collaborazione per certe attività, abbiamo avuto modo di capire che clima stupendo che c'è lì dentro. Lo spirito di squadra che lega i piloti, ma anche l'umanità dei piloti. Fra loro e noi, cioè uno immagina il pilota come una persona irraggiungibile, se sei lì sono con loro, si chiacchiera, si parla, veramente è un clima veramente molto bello, molto partecipato, molto collaborativo, sì, possiamo dire solo bene. Poi abbiamo anche la fortuna
Per esempio, noi quando siamo nati era il colonnello Moretti, Alberto Moretti, comandante delle Frecce, che ha firmato il nostro attestato di costituzione. Lui, come diversi altri comandanti o piloti delle pattuglie, poi sono rimasti a Codroipo e Alberto Moretti è ancora qua. Un altro comandante è a Zompicchia, c'era a Sedegliano un altro. Cioè, fa piacere anche questo, vedere che il rapporto continua anche con loro e quando ci si trova fuori sono baccanate veramente, al di là della professionalità e tutto, però clima sempre molto amichevole, molto, molto disponibile, sì. La mia passione è nata, io sono nato qui, un paese vicino a Codroipo, nel 1953, nel 61 sono arrivate le Frecce a Codroipo, per cui da bambino, le ho viste da bambino che ero alle elementari ancora, per cui la passione per gli aerei è nata quella volta. Alzando gli occhi al cielo, sentendole passare Sì, ogni sì, giorno, certo. ogni giorno comunque molto spesso Molto sopra la spesso, casa sì. e poi... E poi vedendole più da vicino, prendendo le riviste per informarmi e quindi partita così. Ed è rimasta fino adesso, anzi. Ed è ancora così che i bambini si innamorano delle Frecce, Certo, di fatto, è vero, sentendole, vero, vedendole. Vero. Io ho provato a portare mio nipote, che aveva 5 anni, 2 anni fa, e anche lui ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. Insomma. Noi abbiamo circa una cinquantina di nostri soci austriaci, della zona di Klagenfurt o di Ermagor, tanto che abbiamo anche fatto una piccola sede staccata a Klagenfurt stesso, e quindi l'abbiamo inaugurata qualche anno fa. E un ricordo che io ho di quella inaugurazione lì è qualcosa che ogni volta di cui ne parlo mi vengono, come diceva Pio prima, e arrivare in questa sede che è un bar tappezzata di quadri delle Frecce tricolori. Avevano fatto anche un murales pitturato lì e la prima cosa che hanno fatto, con un telefonino, hanno fatto partire Fratelli d'Italia, considerando che 100 anni prima ci si sparava tra uno e l'altro. Posso dire che l'emozione non è stata poca, insomma. Com'è nata la sua decisione di entrare nel Pony Club? Ma diciamo che sono stato cooptato, come si dice in genere. Io avevo mio papà che faceva parte del club da tanti anni prima di me. Io ho sempre seguito, però diciamo non frequentavo perché un giorno mi arriva una telefonata, mi hanno detto: senti, siccome ci sono le elezioni per il prossimo consiglio, ti senti di presentarti? Va bene, mi presento, e da quella volta sono passati ormai 10-12 anni, quindi faccio parte del club. E la passione non si toglie mai. Quella no. Anzi, come diceva Pio prima giustamente, se è possibile aumenta, non diminuisce. Insomma. Sopra di noi continuano a passare gli aerei che stanno provando. Certo. Ogni volta si prova a tendere l'occhio per vedere se si riesce a scorgere. Sì, e questo succede sempre, immagino. Sempre. Pur vedendoli noi qui in condizioni normali, le Frecce si alzano in volo 2 o 3 volte al giorno, però ogni volta si fa così. Un altro aspetto da sottolineare delle Frecce tricolori che appunto girano il mondo nella loro attività è che molto spesso risvegliano l'italianità di persone che sono lontane da questo paese da anni e quando c'è il tricolore molto spesso emozionano. Infatti questo è la cosa più bella che io vedo e provo quando sono a seguito delle Frecce come club che andiamo a vedere nelle varie basi in Europa. Praticamente siamo stati un po' in tutta Europa. E quello di vedere l'emozione negli italiani all'estero, orgogliosi di essere italiani, vedendo la manifestazione delle Frecce tricolori. Veramente ho visto gente piangere, è bellissimo. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui esistono i club, cioè raccogliere l'emozione della gente e trasmetterla. Certo, il compito preciso del club è quello, diciamo l'oggetto sociale, anche se nelle associazioni non esiste, è quello di diffondere la cultura aeronautica tra i soci e tra gli appassionati. Il club è un po' un tramite fra l'appassionato e le Frecce tricolori e noi per questo ogni anno
tranne l'ultimo a causa del Covid, ma organizziamo visite a basi aeree. Dicevo prima, praticamente siamo stati in tutta Europa, ma siamo stati anche negli Stati Uniti, a Nellis, a Fallon. Quindi visite a basi aeree, visite a musei dell'aeronautica all'estero e qui da noi organizzando conferenze sempre in tema aeronautico, o allestendo mostre come quella che questi giorni è in comune a Codroipo su tutte le pattuglie acrobatiche del mondo. L'affetto che avvolge le frecce tricolori è indiscusso, ma le loro acrobazie, oltre a rapire cuori e menti di grandi e piccini, hanno anche un altro vantaggio. Sono un impareggiabile veicolo di promozione del territorio, locale, regionale e nazionale. Nel corso degli anni, intorno alle frecce tricolori si è sviluppata una grande capacità di coinvolgimento mediatico, fatta di scatti da capogiro e riprese da brivido. I social hanno fatto esplodere ancora di più la fama della PAN e per il 60° compleanno decine di mostre fotografiche sono state inaugurate in tutta la regione. All'ex chiesa di San Francesco a Udine ne è stata inaugurata una pochi giorni fa. Quest'anno ricorrono proprio i 60 anni delle frecce tricolori e questa mostra è a corollario di quello che quelli che saranno i 60 anni delle frecce tricolori. Il 18 e 19 settembre avremo la possibilità di ospitare, seppur in numero esiguo, la gente che vorrà venire a visitare le frecce tricolori in una festa del volo. Una festa del volo che dura 2 giorni, appunto il 18 e il 19. Chi non avrà la possibilità di partecipare dal vivo avrà comunque la possibilità di ammirare l'evoluzione delle frecce tricolori e le capacità dell'aeronautica militare attraverso una diretta RAI che andrà in onda il sabato nel pomeriggio e una diretta social che andrà in onda nei 2 giorni sui social e sui canali dell'aeronautica militare. Intanto, come dicevo, un piccolo antipasto con queste immagini veramente bellissime che vi ritraggono in acrobazie o anche in scenari d'aiuto, insomma, alle persone. Sicuramente in questa mostra abbiamo voluto sintetizzare un po' quella che è la storia delle frecce tricolori, soprattutto quelle degli ultimi anni, i luoghi che hanno sorvolato le frecce tricolori, partendo appunto dalla regione Friuli, passando poi per alcuni momenti in cui abbiamo avuto la possibilità e l'onore di sorvolare il nostro bellissimo paese, per poi passare in alcuni luoghi all'estero. Le frecce tricolori in 60 anni di storia hanno sorvolato ovviamente oltre al territorio del Friuli, quello nazionale, anche 48 paesi in giro per il mondo, in 4 continenti, e sono rappresentate anche le capacità della nostra forza armata. Le frecce tricolori sono un piccolo tassello di quella che è l'aeronautica militare. L'aeronautica militare ha tantissime capacità. Noi in quanto frecce tricolori, in quanto uomini e donne delle frecce tricolori, abbiamo il compito di rappresentare tutte queste professionalità. Lo facciamo attraverso il volo acrobatico collettivo, che è la massima espressione del lavoro di squadra. E quanto vi sono mancate questi appuntamenti, questi show, che purtroppo alcuni sono dovuti essere rinviati proprio a causa della pandemia, ma adesso si spera che possiate di nuovo librarvi sui nostri cieli. Sicuramente sono stati 2 anni particolari fino ad oggi, 2 anni in cui abbiamo dovuto modificare anche il nostro modo di addestramento, il modo di addestrarsi per
rispettare tutti quelli che erano i protocolli Covid, ovviamente parliamo dell'inizio, e continuiamo comunque a farlo. Sono stati 2 anni diversi, mi piace definirli diversi e non difficili, ma ripartiremo presto. Il 18 e 19 settembre sarà un'occasione per poter rivedere dal vivo le frecce tricolori. Sindaco, una mostra che rappresenta un orgoglio assolutamente, non solo della nostra regione ma di tutta l'Italia, e che viene ospitata qui a Udine. Sì, ma in particolare per noi, perché l'acrobazia aerea è nata qua, è nata a Campoformido, subito dopo la Prima Guerra Mondiale. La pattuglia acrobatica ha sede qui da noi da tanti anni. Quest'anno ricordiamo i 60 anni della sua presenza a Rivolto, a 10 km dalla città di Udine. Quindi io sono veramente orgoglioso di poter ospitare questa mostra che racconta i 60 anni della pattuglia acrobatica, che vola in continuazione sui nostri cieli, che ci fa felici guardando le prodezze e le capacità acrobatiche di questi piloti con i loro aerei. E anche questa foto della città di Udine che loro hanno immortalato in un passaggio sono tutti momenti, insomma, che ci appartengono e che noi come cittadini di Udine, direi anche come friulani, siamo molto legati alla pattuglia acrobatica. Ma i 60 anni delle Frecce Tricolori, oltre a essere una grande festa di popolo, sono anche un grande sforzo organizzativo che ha richiesto la collaborazione massima di tutte le forze civili e militari. Misure di sicurezza al massimo, cordone di sicurezza intorno alla base, potrà accedere solo chi ha di fatto il pass, chi ha ottenuto il pass o da Roma oppure del Click Day. Esattamente, questo è il concetto. Purtroppo abbiamo dovuto normalizzare una situazione anormale, questa situazione, e sicuramente, ripeto, l'impegno è tanto. Ovvio che sarebbe stato molto più semplice per noi far entrare tutti, come era giusto e come era stato previsto tanto tempo fa, ma quindi dobbiamo contemperare più esigenze, come un po' tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Abbiamo cercato appunto di accrescere al massimo la possibilità di capienza, di afflusso all'interno dell'area, e tutti quelli che purtroppo non hanno la possibilità di farlo avranno la vita difficile, perché non potranno probabilmente vedere lo spettacolo, l'evento, che ovviamente è visibile dall'alto, però ci saranno molti condizionamenti e molte limitazioni. La conta finale, quante sono le persone che potranno accedere nella 2 giorni? 8.500 al giorno. Poi abbiamo anche le prove che comunque sono di attrattiva, però sono 16.000 persone, 17.000 persone complessivamente. Lontane dai grandi numeri degli anni scorsi, chiaramente anche 500.000, quindi abbiamo dei numeri che ovviamente sono proprio una quota parte minima per un evento che sarebbe stato giusto celebrare, ma non potevamo rinviare sempre una celebrazione che ormai insomma aspetta da un po' di tempo. Ovviamente da una parte obbligatorio il pass appunto rilasciato per l'evento, e dall'altra anche il Green Pass, potrà accedere solo chi ha il Green Pass. Assolutamente sì, il sistema di controllo e di monitoraggio poi approntato dai militari è sicuramente efficace, come è giusto che sia. Vicepresidente Riccardi, lei ha sottolineato l'importanza di questo evento non solo perché è il 60° anniversario delle Frecce Tricolori, ma anche perché è una grande prova di ritorno alla normalità, di ritorno alla normalità attraverso l'uso del Green Pass. Beh, sicuramente questa è una straordinaria manifestazione popolare e la condizione per poterci essere è quella di avere il Green Pass, quindi è una scelta importante che consegue anche un aspetto organizzativo, logistico non banale, ma soprattutto ha nella sua anima la scelta di aver aderito alla campagna vaccinale, perché altrimenti il Green Pass non ci sarebbe. È un'ulteriore prova di avvicinamento alla normalità, verso la quale noi ci avviciniamo naturalmente con questo tipo di scelte e anche con queste misure, quindi sarà molto importante capire l'esito di tutta la manifestazione, che io sono certo andrà nel migliore dei modi, e quindi
le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale, il secondo stormo, è un'occasione sicuramente di una grande festa popolare per i 60 anni di questa straordinaria esperienza che fortunatamente noi ospitiamo in questa regione, ma è anche la grande occasione di una prova rispetto all'approccio alla vaccinazione, che diventa l'unico vero strumento con il quale contrastare la pandemia. Uno sforzo logistico dovuto anche al fatto che ci saranno le più alte cariche dello Stato qui sabato, tra cui anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Beh, la presenza del Presidente della Repubblica dimostra quanto sia importante questa manifestazione e secondo me segna ancora di più l'importanza e tutta l'attività che è stata messa in campo con uno straordinario lavoro e una straordinaria alleanza tra le istituzioni, quindi le forze dello Stato, della Regione, degli enti locali, insieme con le forze armate, che voglio ricordare e voglio ringraziare perché hanno avuto un ruolo determinante anche nel contrasto alla pandemia. Comandante Bertoli, 1 o 2 giorni molto intensa con la presenza delle più alte cariche dello Stato, 8.500 persone per giorno e un grande spiegamento di forze per garantire l'ordine, per garantire che nessuno che non abbia il pass possa entrare nella zona. Sì, un grande sforzo organizzativo che abbiamo aggiunto alla routine operativa del reparto, che già prevede la gestione di 3 linee volo diverse e di 2 sistemi di difesa aerea missilistici. È uno sforzo che però facciamo molto volentieri per celebrare i 60 anni delle Frecce Tricolori e per dare anche un segnale alla comunità locale di ripresa. Mai come quest'anno il nostro obiettivo numero 1 è ovviamente la sicurezza di chi ci verrà a trovare a Rivolto, ed è per questo motivo che abbiamo predisposto un apparato di sicurezza interno che consentirà di assistere alla manifestazione solo a chi è in possesso del QR code e sarà in grado di esibire il Green Pass. Ci rendiamo conto che i numeri rispetto alle passate edizioni sono di molto inferiori, perché vogliamo rigorosamente applicare tutte le misure di contrasto alla pandemia che ci sono state indicate dal governo e a questo scopo, per poter far godere a tutti gli appassionati dello spettacolo di questi 2 giorni, è stata predisposta una diretta RAI per la giornata di sabato che coprirà di massima tutta la parte più importante della manifestazione, e sia il sabato che la domenica i canali social dell'Aeronautica Militare manderanno in streaming una diretta che di fatto coprirà tutte le esibizioni dei velivoli dell'Aeronautica Militare e delle pattuglie acrobatiche straniere che interverranno. Lo spiegamento di forze è importantissimo, è stato studiato un piano per evitare che chi non può accedere alla base non si avvicini nemmeno, e ce lo può spiegare nei dettagli? Sì, non potendo consentire un assembramento di decine di migliaia eventuale, di decine di migliaia di persone intorno alla base, che potrebbe essere pericoloso per le ovvie ragioni legate alla pandemia in corso, è stato previsto un anello, una zona di isolamento intorno alla base da nord, est, sud e ovest, in modo da tenere lontane tutte le persone che non hanno l'accredito e il pass. Questo anello prevede lo stazionamento, il divieto di stazionamento in tutta la zona a nord della base perimetrata dalla statale Pontebbana fino a Basagliapenta, scendendo giù lungo la SP61 fino all'innesto con la SR 252 e dalla 252 fino a ritornare sulla Pontebbana. Quindi questo perimetro, che sarebbe il perimetro della base allargato di diversi chilometri, in questo perimetro non sarà consentito in alcun modo lo stazionamento di persone e mezzi per assistere allo spettacolo. Questo a differenza degli anni passati, perché questo provvedimento normalmente nel passato veniva emanato solo nella zona a nord della base, lungo la Pontebbana, perché era la zona dedicata al sorvolo degli aerei, alle manovre degli aerei, e quindi c'era una ragione di sicurezza aerea. In questo caso a questo provvedimento, come nel passato, è stato aggiunto un secondo provvedimento per la zona a sud della base, non per la sicurezza aerea questa volta, ma motivato da esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Infatti è stato emanato dalle autorità locali di pubblica sicurezza e sindaci competenti per territorio. In questo anello ovviamente la viabilità correrà intorno a questo anello con dei divieti di sosta e fermata lungo tutte queste strade. Ciò significa che la persona che volesse avvicinarsi e gli fosse impedito perché appunto non può accedere ai fondi, ai campi, ai terreni
limitrofi alla base. Se dovesse malauguratamente lasciare la macchina nelle strade che adducono a questi campi, a questi terreni, troverebbe poi la macchina rimossa, perché sono previsti carri attrezzi lungo tutto il perimetro. Quindi il messaggio che diamo qual è? Cerchiamo di invogliare e consigliare tutti quanti a non cercare di avvicinarsi alla base. Perché? Perché arriverebbero in posizioni così lontane, veramente distanti chilometri dalla base, che sarebbe un peccato godersi uno spettacolo così bello da quelle distanze dove si vedrebbe ben poco. Gli suggeriamo di rimanere a casa, dove tutti i sistemi, fra la diretta Rai in alta definizione, tutti gli strumenti tecnologici e le dirette streaming che ci sono, consentiranno di godersi davvero appieno questo spettacolo, questa bella festa. Due giorni di festa celebreranno i primi 60 anni di uno dei simboli più noti dell'Italia, che ha con sé più di un pezzo di Friuli Venezia Giulia. Quindi non ci resta che dire. Tanti auguri, Frecce Tricolori! Questa trasmissione è stata offerta da All Technology SRL.